Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi un piatto di carnevale. Vi lascio gli ingredienti e alla preparazione. Per le nostre graffette ci serviranno 125 g di farina Manitoba o 0, 125 g di farina 00, 8 g di zucchero semolato sottile, 5 g di sale fino, 25 g di burro, 60 g di uova, 40 g di latte, 50 g di acqua, la buccia di mezzo limone e di mezza arancia grattugiati, 6 g di lievito di birra fresco o 2 di quello secco, un pizzico di vaniglia. Per guarnire ci serviranno 150 g di zucchero, un pizzico di cannella, un pizzico di vaniglia e un cucchiaio scarso di zucchero a velo. Serviranno anche 500 ml di olio di girasole. Cominciamo con lo sciogliere il nostro lievito nel latte che abbiamo in dotazione. Ora ci setacciamo le due farine, arieggiamo e casomai ci fosse qualche piccola imperfezione noi la leviamo. Facciamo una conchetta al centro della nostra farina e aggiungiamo il latte e il nostro lievito. Aggiungiamo tutto. Questo chiaramente lo potete fare anche in planetaria, stando attenti sempre che l'impasto non si riscaldi troppo. Ecco qui. Adesso mettiamo la buccia dell'arancio e del limone. Grattugiate sempre verso l'alto, perché se no non riuscite a vedere se arrivate alla parte bianca che è amara e quindi non va grattugiata. Messa la buccia dell'arancio e la buccia del limone, adesso mettiamo il nostro burro sciolto. Questo perché? Perché la materia grassa esalta molto quello che è l'olio essenziale dei nostri aromi. Quindi adesso aggiungo anche la vaniglia. A me una vaniglia in polvere, una vaniglia bourbon. Se voi avete la bacca, un quarto di bacca, e se avete l'essenza un mezzo cucchiaino, oppure una bustina di vanillina. Ora ci mettiamo l'uovo, che è un'altra materia grassa. Se fate una quantità più grande, le uova sbattetele prima di metterle. Ok, adesso ci mettiamo lo zucchero e un po' alla volta metteremo la nostra acqua. Io incomincio a impastare con le mani, poi mi porterò tutto sul piano di lavoro perché chiaramente dobbiamo lavorarla un poco. Lo stesso in planetaria, dovete lavorarla. Ok, conservate un po' di acqua in cui scioglieremo il nostro sale, che sarà l'ultima cosa che metteremo. Ecco qui, l'ultima parte sarà il nostro sale.
lavoriamocela un poco nella ciotola, poi la portiamo sul piano di lavoro spolverato con un po' di farina. Ho spolverato il piano di lavoro, ho messo il nostro impasto e adesso dobbiamo andare a rendere il nostro impasto liscio ed omogeneo. Ci vorranno all'incirca 5-6 minuti perché comunque l'abbiamo già lavorato un poco nella nostra ciotola. In totale 10 minuti di lavorazione. In planetaria una velocità media e fate tutto con il gancio. Potete iniziare anche con la foglia quando mettete i vari ingredienti, ma poi bisogna lavorarla con il gancio. Dopo averla lavorata sul piano, vedete com'è diventata bella liscia? Adesso io me la pirlo e la metto a riposo per mezz'ora, così coperta da una ciotola. Passata mezz'ora, adesso impastiamo di nuovo. Ricordatevi, in totale sono un 10 minuti di impasto e poi abbiamo questi riposi di mezz'ora perché poi ne faremo un altro. Ora pirliamo di nuovo e facciamo l'ultimo riposo di mezz'ora, coperta sempre e via. Riposo di mezz'ora, adesso io me la lavoro ma proprio 2 minuti in questo modo. Ecco qui, facciamo qualche piega e adesso ripirliamo. Io mi sono preparata una ciotola con un po' di farina all'interno. Adesso copro o con pellicola o con queste nuove cuffiette che sono molto utili e lascio a riposo per 40 minuti. Ecco qui, il pasto è cresciuto e adesso ci incominciamo a fare le pezzature. Io ho incominciato a fare delle palline da circa 40 grammi, 42-43 grammi. Io ho preparato il vassoio dove sto mettendo le graffette, ogni graffetta con una carta da forno sotto ritagliata, in modo che metteremo direttamente la carta e non deformeremo le nostre graffette quando le mettiamo poi nell'olio. Ecco qui, adesso continuiamo. Fate in modo di rendere più sottile la parte solo finale, il resto invece deve essere bello ciccione. Adesso facciamo in questo modo, lasciamola bella larga, premiamo e mettiamo sulla carta e ce la mettiamo nel nostro vassoio. Ve ne faccio vedere un'altra, ma insomma è semplice, non è niente di complicato alla fine. Se volete le potete fare anche più piccole, basta dividere in due l'impasto. Dopo vi faccio vedere, quindi ne faremo altre da 20 grammi circa. Ok, allunghiamoci un po' i laterali e poi facciamo così. Eccola qua, carta. Ora ci prendiamo un po' del nostro impasto, la metà diciamo, pressa poco, e facciamo quelle più piccoline.
Anche queste tranquillamente le mettiamo poi sulla carta forno. Eccole qua, vedete, sono piccoline, sono carine anche queste. Ecco qui, le nostre graffe e graffette sono pronte e adesso devono rilievitare almeno per un'ora. Io vi consiglio di non coprirle, ma di metterle in forno spento con luce accesa, in modo che non si seccano e non si deformano una volta che casomai leviamo o la pellicola o un panno. Ecco qui, le nostre graffette sono pronte, sono lievitate e adesso incominciamo a friggere. Preparatevi anche un piatto con carta assorbente perché passeremo velocemente le nostre graffe prima di metterle nello zucchero. Ho preparato lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, la cannella e la vaniglia. Se il vostro zucchero dovesse essere vanigliato, non mettete la vaniglia, però un po' di vaniglia dà un gusto e un odore particolare rispetto allo zucchero. Io già ho incominciato a friggere, vi faccio vedere come facciamo. Io ho una padella piccolina, ma voi fate in modo che sia una padella piccola e alta, o comunque di mettere l'olio che vi ho detto. Ecco qui, vedete, è facilissimo. Preparatevi anche un contenitore per mettere le vostre graffe. L'olio, mi raccomando, non più di 165 gradi. Vedete, è semplicissimo. Adesso ce la giriamo. Ecco qua. State dietro e se non avete messo moltissimo olio, fate in questo modo, perché così anche i bordi laterali si cuoceranno. Ecco, vedete, piano piano si devono cuocere, piano. Ma questa si è talmente gonfiata che si è chiuso il buco. Ecco qui, vedete, l'ho messa sulla carta assorbente e adesso la passo nello zucchero con i nostri aromi e lo zucchero a velo, e adesso ce la possiamo anche mettere nel nostro vassoio. E anche quest'anno graffe. Buon carnevale! Il nostro piatto è terminato, vi lascio e alla prossima ricetta.